Rieccoci, primo su Interpares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, vedete la location non è la solita, siamo nel pieno centro di Padova, vedete Piazza delle Erbe, siamo al Palazzo della Ragione perché c'è la festa del CONI per le benemerenze sportive e ovviamente abbiamo avuto molti ospiti, non poteva mancare il questore di Padova, la dottoressa Isabella Fusiello, che la saluto e la ringrazio. Perché la dottoressa è qui? Perché fa parte ed è la persona più importante delle Fiamme Oro che hanno vinto molte medaglie, molti atleti della nazionale e altri sono all'interno della polizia e quindi chi meglio di questo organo importante dello Stato dà un contributo per lo sport italiano. Assolutamente, certo. Innanzitutto buonasera e grazie dell'invito. È sempre un piacere. Grazie. Sì, il nostro gruppo sportivo delle Fiamme Oro appartengono al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quindi della Polizia di Stato. E nella scorsa estate che si sono svolte le Olimpiadi a Tokyo, sono stati veramente l'orgoglio, oltre che del nostro paese e dell'Italia, anche della Polizia di Stato. Ricordiamo fra tutti Cesarini, Jacobs, Tamberi, hanno vinto le Fiamme Oro, circa 20 medaglie, quindi si sono portati a casa quasi la metà del medagliere. Non è mica poca roba. Non è mica poco, in tutte le discipline. Abbiamo l'uomo più veloce del mondo. No, e poi bisogna ricordare che senza la polizia molti atleti non potrebbero, quando iniziano, a praticare questo sport perché non hanno la possibilità economica di poterlo fare e la polizia permette di far questo, di crescere, di farle crescere e di portare grande soddisfazione all'Italia, nonché al corpo della polizia. Sì, effettivamente la Polizia di Stato ha istituito questo gruppo sportivo Fiamme Oro proprio per dare la possibilità ai ragazzi che vivono in situazioni di disagio economico e sociale di dare a loro l'opportunità di svolgere e di esercitare lo sport che poi, come vediamo, veramente diventano campioni del mondo. Senta dottoressa, una curiosità, quando hanno vinto la medaglia, perché correvano in orari diversi, perché lei le ha viste in diretta l'evento perché è stato poi contemporanea, era verso mezzanotte l'una, sia del salto in alto sia dei 100 metri, è riuscita a vederla o era impegnata nel lavoro? No, io sono stata una grande atleta e ho partecipato domenica scorsa alla maratona di Padova e quindi io amo lo sport e quindi non potevo non seguire tutte le discipline dell'atletica leggera, quindi le ho seguite. Essendo dottoressa poi quello che ha vinto uno che appartiene al corpo, ha provato un'emozione? Jacobs è grande, come anche gli altri atleti che hanno dato veramente orgoglio, ripeto, oltre che all'Italia ma soprattutto alla Polizia di Stato. Ecco, il futuro è quindi sempre seguire con molta attenzione appunto le attività sportive della Polizia di Stato, insomma. Assolutamente, ripeto, lo sport dovrebbe essere uno strumento, un modo per poter recuperare anche ragazzi che vivono in situazioni di disagio. Lo sport allontana i vizi, allontana certe situazioni anche di pericolo che spesso sono presenti nella nostra società. Lo sport, c'è un motto, mens sana in corpore sano, quindi chi pratica lo sport allontana soprattutto determinate compagnie, ma soprattutto consente anche al fisico di stare bene. Parole sacrosante. Prima di congedarla e di ringraziarla, lei che disciplina sportiva faceva? Marcia me l'ha longa. già detto. Marcia longa. Marcia longa, con dei buoni tempi o? Beh sì, ero campionessa a livello regionale quindi era di carattere, sì, di grinta, assolutamente. Faticoso, devo dire che è molto faticoso, però devo dire che è una delle discipline più belle in assoluto. Grazie dottoressa, grazie a voi e grazie dell'ospitalità. Buona premiazione, ci mancherebbe. Grazie. E alla mia sinistra mi ha raggiunto la signorina, giusto? Sì, signora, sì, c'è sempre signorina, no? Così. Ma vista l'età, Sabrina dire Vannini, signora. Tiro con l'arco, campionessa d'Europa dell'arco istintivo. Cos'è istintivo? Non riuscivo a capire istintivo. Cos'è l'arco istintivo? Mi racconti? Allora, dall'anno prossimo cambia nome, perciò vediamo. No, arco tradizionale. L'arco lo conosco. Sì, è un arco che non ha ausili di
mira precisa, non ci sono i mirini, cioè, non è quello delle Olimpiadi. Quindi che si tira la freccia come una volta, tanto per dirci così senza... No, si mira e si vuol far bene. Si vuol far bene. C'era solo, mi aiuti, l'attrezzo con la... Sì, il mio sì. E questo è una disciplina che la toglieranno, mi ha detto? No, cambieranno il nome, non si chiamerà più arco istintivo, ma arco tradizionale, però è giusto, quello. Che più o meno... Come hai iniziato a fare questa attività? Perché a me piaceva usare attrezzi e legno. Sono andata a fare un corso di costruzione arco storico e da lì ho iniziato a tirare con l'arco e dal 2016 sono nella nazionale. E perché ha preso quello istintivo e non quello invece tecnologicamente più moderno, definiamolo così? Perché è una buona via di mezzo tra le cose molto semplici e molto complesse e io non sono capace di stare dietro le cose troppo complesse. Però partendo è arrivata, è diventata campionessa d'Europa, insomma. Sì. Ma è una disciplina che c'è alle Olimpiadi? No, perché noi non tiriamo a delle targhe, tiriamo a delle sagome di animali tridimensionali in percorsi boschivi, in mezzo ai boschi. Quindi anche affascinante sotto un certo estremamente, punto di vista. Sì. Ma queste frecce sono... In carbonio. Sono in carbonio, quindi non sono... Di legno, le mie no. Senta, e ha iniziato proprio da giovane a fare questo? No, assolutamente, infatti è uno sport che si può fare anche in un'età avanzata, diciamo. E quindi si può fare in tutte... E quindi continuerà perché poi... Ma spero proprio di sì. Ma per fare questo sport bisogna anche fare un allenamento fisico oppure basta solo manuale? No, diciamo che siccome i percorsi si fanno in montagna, ci sono anche delle difficoltà fisiche di gamba, insomma, perciò sì, un minimo di preparazione atletica ci vuole. E quindi, vabbè, io la ringrazio davvero, in bocca al lupo ancora per la sua attività. E c'è anche il campionato del mondo in questa disciplina? Sì, l'abbiamo fatto 2 anni fa, lì sono arrivata quarta. C'è la possibilità. Il prossimo quando saranno? L'anno prossimo in Italia a Terni. E quindi? Quindi si inizia ad allenarsi per quello. Magari vicino alle cascate. Esatto, la finale starà sulle cascate della Marmora. E quindi sarà anche una location davvero straordinaria. Sì, meravigliosa. Grazie davvero di essere venuti a trovarci. E alla mia destra, la vostra sinistra, è venuto a trovarci Vittorio Giurati, presidente della Lupa Basket di San Martino di Lupari. Esattamente. È vero, come va Presidente? Benissimo. Tutto a posto? Bene. Tutto molto bene, adesso stiamo ripartendo con la nuova stagione, partiremo nell'Opening Day venerdì, giocheremo contro la Virtus Bologna, è la prima partita del nuovo anno per cui insomma si riparte. Come mai Presidente questa passione? Passione portata poi ad altissimi livelli perché avere la squadra di Serie A in un paesetto della provincia di Padova, insomma non è... da tutti i giorni, lì c'era il calcio a 5 poi esatto, diciamo che il calcio a 5 e la pallacanestro femminile sono 2 sport che San Martino si onora di avere ai massimi livelli. Noi vantiamo questa squadra in Serie 1 da ormai una decina d'anni, abbiamo anche altre squadre, la Serie B, la Serie C, la promozione, 7 squadre del giovanile, un grande movimento del mini basket. Contiamo quasi 250-300 atlete, per cui insomma è un bel impegno, ma anche una bella soddisfazione. Come mai è nata questa passione? Di solito nascono perché uno è figlio, le figlie che giocano. Ecco, invece io diciamo io non ho, diciamo che io sono un amante, un appassionato di tutti gli sport, però frequentando la parrocchia, frequentando l'oratorio, perché insomma lo dico anche con orgoglio, la pallacanestro femminile a San Martino ha 42 anni. Siamo nati 42 anni fa e io ero un giovane ragazzo della parrocchia e qualche ragazza che non voleva fare pallavolo, voleva fare qualche altro sport e da quell'epoca nacque la pallacanestro. E qual è l'obiettivo prossimo? Intanto l'obiettivo è quello di raccogliere più ragazzi e ragazze giovani che si possono, proprio per cercare insomma, di fare sport, perché lo sport è l'essenza della vita e come gli interventi che si sono susseguiti prima dimostrano appunto che lo sport insomma, toglie i ragazzi dalle strade insomma, e dà obiettivi che sono ben precisi. L'obiettivo è quello di fare uno sport dove, insomma, facendo la 1 femminile... Vince lo scudetto? Diciamo che vince lo scudetto, mai dire mai, però insomma accontentiamoci di fare un gran campionato, una bella figura. Ho fatto un provocatore. Io raccolgo la provocazione, ma insomma nello sport mai dire mai e la palla finché insomma
è sempre che rotola, possiamo conquistare qualsiasi obiettivo. Senta, concludendo, ringraziarlo di averlo avuto ospite. Che impressione ha avuto di questa serata con una sala straordinaria, una location? La location è meravigliosa e come padovano sono orgoglioso di questa location. Ringrazio l'amministrazione di Padova che ha messo a disposizione una cosa del genere. Penso che Malagò, nonostante insomma a Roma queste cose non le manchino, però insomma ha apprezzato abbia visto che insomma non solo Roma, insomma, anzi vorrei dire forza Padova. Anche qui, va bene. Grazie Presidente Giulianti, e in bocca al lupo per l'Up Basket. Prima di presentare il prossimo ospite andiamo un attimino all'interno, perché ho visto le premiazioni con eccolo, Alex Case e la Michaela Facciani stanno presentando. Dunque è stato l'evento in diretta, che ci sono le premiazioni dei benemeriti e delle discipline sportive per quanto riguarda il CONI Veneto, e dunque man mano la nostra regia entra e ve ne fa vedere. Ora c'è Fabio Bui, il presidente della provincia, che sta premiando e sta parlando ai microfoni. Invece qui con me è arrivato Guido Di Guida, che nome? Guido Di Guida, che gioco di parole, vero? Mica male. Presidente regionale, ex presidente regionale del Veneto, la Federazione Italiana della Scherma, ora è consigliere federale. Detto tutto questo, la Scherma non è andata tanto bene, Beh, allora, alle Olimpiadi. Abbiamo vinto 5 medaglie. Una volta ne vincevamo. Allora, no, non ne vincevamo di più, mancato loro, e questo ha colpito molto, devo una dire. Volta c'era un po', insomma. Sì, però è stato un anno particolare. Sono periodi. Diciamo, tanto la concorrenza è aumentata a dismisura, nel senso che mentre prima eravamo in Europa a fare scherma, ormai è il mondo che fa scherma, stanno crescendo nazioni che prima non esistevano dal punto di vista del nostro sport. Iran ed altri. Certo, sì. Abbiamo visto al Petrarca, quando abbiamo fatto al Luxardo di Sciabola le squadre emergenti, che sono veramente tante nuove. E poi c'è stato il problema del Covid e noi non abbiamo potuto sperimentare i giovani, e quindi siamo andati con una squadra fra virgolette vecchia. Certo. E questo ci ha penalizzato. Però sarà un periodo breve, perché poi ritornerete sicuramente in auge. Abbiamo cambiato tutti i commissari tecnici, come giusto, visto che erano tutti quanti da molti anni, e quindi è giusto un rinnovamento da questo punto di vista. Abbiamo cambiato regolamenti ed altro, e adesso possiamo puntare ai giovani. Noi abbiamo, specialmente qua del Veneto, una serie di under 20 veramente, da poco la serie di under 20 veramente bravi, e in Italia lo stesso. E quindi abbiamo veramente ampie speranze. Poi lei è consigliere federale, quindi può dire una parola in merito, insomma, per Sì, migliorare. diciamo che c'è stato un rinnovamento grosso. Abbiamo su 10 consiglieri 7 nuovi, quindi c'è stato proprio un salto non dico di generazione, perché sono un po' vecchietto, ma di esperienza. Non si dice mai vecchio, meno giovane si dice, ma mi dicono così, sì. riporto papale. Abbiamo avuto 3 presidenti regionali diventati consiglieri federali, e quindi questo è un segnale importante. Senta, concludendo, ringraziarlo di averlo avuto ospite. L'impressione di questa serata, di questa sala magnifica, lo chiedo a tutti gli ospiti che vengono a trovarmi. Io merito, perché 3 anni fa ero vicario di Bardelle, e quando dicevamo dove facciamo la festa, ho detto, guarda, andiamo al Palazzo della Ragione, è così bello, è in centro, ci sono i parcheggi. È stato premonitori, insomma, così. E lui ha detto, è un'ottima idea, e ci siamo riusciti e sono contento. Con un bel successo davvero. Vero? Assolutamente. Grazie Presidente Guido Di Guida, è venuto a trovarmi Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione Cariparo, grazie di essere con noi Presidente. Allora, se tiene vicino il microfono, eccolo lì. Allora, cosa le sembra questa serata? Iniziamo da qui. Beh, è una serata fantastica, perché veramente vediamo valori genuini e vediamo una gioia sincera attorno a questi nostri rappresentanti dello sport. Credo che effettivamente riconoscere questi valori, che sono valori individuali ma anche valori collettivi, perché lo sport significa salute mentale e psichica dell'individuo, ma significa anche gioco di squadra, significa coesione sociale, significa identità. Quindi insomma è bello, una serata del genere ci vuole ogni tanto per rinfrancare lo spirito. Io rappresento qui la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Che la interrompo per raggiungere meglio, che la Fondazione, per quanto riguarda, è sempre vicina allo sport. È sempre vicina allo sport, l'abbiamo dimostrato con i numeri, quello che conta, perché da 11 anni abbiamo un bando annuale sportivamente che aiuta le attività delle società sportive. Vi faccio i complimenti di questo. Grazie. Abbiamo poi un programma più impegnativo di aiuti agli impianti sportivi dei comuni, e infine abbiamo alle spalle ormai, ma insomma è ancora
bello da vedere, 6 palestre edificate ex novo nel territorio di Padova e Rovigo. Quindi ecco, abbiamo dimostrato nei fatti e non solo con parole che crediamo allo sport e continueremo a esserci. Che poi tra l'altro è fondamentale la fondazione che dia un contributo per lo sport, perché lo sport migliori, come diceva, anche negli impianti di base, palazzetti e tant'altro, e questo sicuramente vi fa onore. Sì, noi abbiamo avuto riscontri positivi, il nostro aiuto è stato apprezzato, naturalmente non è mai abbastanza, però insomma credo che abbiamo dato una mano. Pensi che nel programma sportivamente, quello per l'attività corrente, che dura da 11 anni, quindi abbiamo 11 edizioni, l'11ª verrà chiusa proprio tra pochi giorni, abbiamo contattato quasi 2400 società sportive in campo giovanile. Non è poco. Quindi non è poco. Sì. Senta, anche a lei chiedo cosa le sembra questa serata, perché in essi insomma, stanno premiando ovviamente tutti gli atleti, con una partecipazione ovviamente della città, di molte persone dell'amministrazione. Vediamo proprio in questo momento il sindaco che sta premiando i vari atleti all'interno di questa lo chiamo museo più che palazzo questo. Ecco. Cosa la serata sarebbe fantastica per se stessa, per i contenuti, ma poi il contenitore aggiunge naturalmente valore aggiunto, perché è sempre bello. Da padovani poi ci sentiamo fieri, ecco, di aver ereditato, e speriamo di essere all'altezza, un palazzo di questo tipo che insomma è quasi unico in Europa e nel mondo. Quindi è veramente una bella festa per le persone, per i valori e per quello che vediamo intorno a noi. Senta Presidente, prima di congedarla e di ringraziarla, faccio una domanda così andiamo fuori dagli schemi. Lei è tifoso di qualche squadra per caso? No, lo sport che preferisce? C'è uno sport che preferisce, che ha preferito, che ha praticato? Beh, io no, che ho praticato purtroppo no. Un po' di pallacanestro giovanile, ma non ero certo un grande atleta. No, invece ho seguito lo sci, ho seguito le corse, naturalmente la Formula 1, seguo ogni tanto anche il calcio, ma devo dire con pacatezza, ecco, non ho i grandi ardori, anche se ricordo i tempi dell'Inter di Eleni Herrera, che allora quello si scaldava il cuore. Se le chiedo la formazione me la dice che a memoria, la formazione. Se la ricorda la formazione? No. Senta, Presidente, proprio concludo, ovviamente ha visto le Olimpiadi, abbiamo vinto medaglie inaspettate, certo. C'è quella che l'ha entusiasmato più di altre delle medaglie che ha vinto l'Italia, perché avere l'uomo più veloce del mondo, l'uomo che salta in alto più forte del mondo. Sì, sono state naturalmente quelle due, senza far torto a tutti gli altri, perché naturalmente c'è sempre una vita anche di sacrifici, di tenacia, quindi sono tutte storie ammirevoli, ma indubbiamente quelle due sono le specialità che ci hanno portato all'attenzione del mondo, insomma, quindi è stata una bella cosa, insomma. Veramente. Grazie Presidente Gilberto Grazie a voi, buon lavoro, grazie grazie di essere con noi. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.